Un'interessante iniziativa, si parla di prevenzione oggi con i medici dell'AIRC. Sì, diciamo che quest'anno abbiamo cercato di interessare i ragazzi su tematiche che riguardano anche lo star bene in senso lato, ma in particolare lo star bene anche dal punto di vista fisico. Quindi cerchiamo di far effettuare degli incontri con esperti nei vari settori. Oggi vogliamo inculcare nei ragazzi e indirettamente in tutte le famiglie come si può contribuire per una prevenzione che possa eliminare determinati pericoli e come si possa anche aiutare la ricerca, perché penso che il campo della ricerca è il campo che interessa maggiormente proprio per trovare quei rimedi necessari per cercare di fermare questo aumento che viene constatato in questi ultimi anni della presenza di queste tipologie di malattie. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi una ricercatrice dell'Università di Palermo, una grande esperta nel campo dell'oncologia, la dottoressa Simona Taverna. Siamo come sempre nelle scuole per portare avanti il nostro progetto Contro il cancro io ci sono, un'attività di prevenzione, di informazione e di divulgazione e nel contempo anche informare i ragazzi dell'attività AIRC a loro favore, essendo disponibili delle borse di studio per i ragazzi più talentuosi per poter accedere a dei finanziamenti AIRC che possono dare la possibilità di entrare nei più grandi laboratori sia nazionali che internazionali. Diciamo che oggi grazie all'AIRC abbiamo la possibilità di parlare del tumore, che sappiamo è una delle malattie più diciamo, che colpiscono gli individui del mondo industrializzato ed è la seconda causa di morte dopo le malattie cardiovascolari e pertanto oggi la esperta dottoressa Taverna Simona proprio affronterà questo problema, questo argomento sul tumore e diciamo, avremo l'opportunità di conoscere quali sono i fattori di rischio in campo oncologico. Cosa ne pensate di questa iniziativa che porta avanti la scuola dove si parla di medicina, di prevenzione? Perché i giovani sono i protagonisti e sono soprattutto i protagonisti perché noi siamo il futuro, quindi dobbiamo essere noi i primi a contribuire a questa nuova iniziativa.